Allora, azioni integrative innovative presentate dalla provincia regionale di Catania. Evoluzione di un'idea. In questo pannello abbiamo uno schema che riguarda tutta l'Italia, dove si vede Genova, Livorno, Terni, Catania e Termini Imerese. Le aree più importanti sono Terni in zona centrale della penisola e Catania Messina. Questo pannello ci fa vedere i flussi internazionali dei trasporti in grande scala, sia marittimi che stradali. Non si vede Suez, però è ovvio che è importante questo canale di collegamento che finisce proprio qua, con questa sovrapposizione che riguarda invece il planetario, e poi ci sono dei collegamenti con Tunisi, la Libia, l'Algeria, e questo collegamento interno della Spagna che scavalca Gibilterra, dove un approdo è Valencia e poi un corrispondente porto in Portogallo che dovrebbe fare da snodo intercontinentale. Quindi questo è il canale prospettato da questo collegamento marittimo che poi si affaccia nel Mediterraneo scavalcando Suez. Abbiamo qui un doppio snodo in Sicilia, Messina-Palermo, che diventerebbero un punto di passaggio molto comodo per le navi, e quindi poi Cagliari fa parte di questo snodo fondamentale, e poi Genova, Marsiglia e Barcellona da questa parte. Venezia non è considerata come scalo, e un altro scalo importante è Taranto. Quindi abbiamo questa grande linea con questi snodi fondamentali in Libano per un collegamento su questa autostrada del mare che passerebbe poi da Messina e da Palermo per diffondersi poi in tutto il Mediterraneo occidentale, per arrivare nei porti di Genova, Marsiglia, Barcellona e Valencia, passando pure dalle Baleari, che sono un passaggio importante nei collegamenti, perché sono proprio sulla rotta per Valencia. Lo scacchiere invece europeo ci porta a incrociare con le linee della penisola italiana fino ai passi alpini che aprono le strade verso l'Olanda e la Germania, e il cuore della Germania, e ovviamente la Russia con un'altra strada fondamentale. Un altro tracciato fondamentale è quello che va da Istanbul, dalla Turchia, attraverso la Bulgaria, la Grecia, per arrivare poi sulle coste della Puglia. Qui non si vede un tracciato marittimo, evidentemente si tratta di un canale sotterraneo. Allora, da questo schema si può vedere come la Sicilia è al centro di queste attività internazionali, e lo snodo di Catania è uno dei più importanti di tutto il contesto italiano. In questo contesto c'è Messina e Catania che fanno da perno, da fulcro di tutto questo grande asse dei trasporti. Questo è quello che ci presenta la provincia regionale di Catania. Questi sono invece dei progetti legati a diverse matrici progettuali che hanno a che fare col PRUST, STU, Urban 2, Urban Italia, programmi innovativi, porto, sovrapposizione territoriale dei programmi.
come si può vedere, il programma di Messina-Catania è uno dei più grandi dal punto di vista territoriale, perché investe ben 2 regioni e un'area molto grande. Un'area molto grande, però rispetto alla zona subalpina è singolare, mentre la zona subalpina e tutti questi programmi si incrociano fra di loro, quindi qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmi che interagiscono fra di loro sullo stesso asse di trasporti, mentre qui ce ne abbiamo un solo progetto sullo stretto sul canale di Reggio Messina. Questo è il collegamento delle grandi vie di comunicazione internazionali, molto schematico. E questo è il programma, il progetto che è un po' confuso dal punto di vista grafico, che propone la provincia di Catania, un disegno per gli addetti ai lavori, dove si distingue bene comunque l'aeroporto, i mezzi di trasporto, i servizi, creazione di un sistema a rete fra i porti di Catania, Augusta, Pozzallo e Gela, che attraverso l'articolazione delle funzioni e delle competenze sia in grado di dare risposta alle domande di trasporto del territorio e sappia intercettare la nuova domanda del mercato euro-mediterraneo.